Salute a todos. E benegnoso a si scudinada de guster recreo che ausa approntau vo gust'epoca. In ogni stadiale saprò loco grica de ordinzare gracchi cosa vossa cultura e d'ogni orta pensauso a un tema nuovo. O cannu aus pensau de arresonare de limba, cultura e identità de Sardigna adenanti a sos tempos chi depentennere. Aus chistionau de su connottu cun Sardia, aurbiu commentes a terra sarda ermudata in sorseculos. Aus arresonau de una limba comuna prodottus a Sardigna, aus intendius a musica chi er sempre innanti e pronta a piegare sorsinnales che arribant de fora, che ne si mudare. De commentes a limba e sa cultura funtis furriandesi. Appustis dedottu custor seros colaos parisi, ingheriante gustas quistiones. Ingheriante gustas quistiones. Seus imbattioso a sa conclusione chi può non fai morre sa limba, sa cultura e sa identità nostra, de più scriccare de chistire su connotto, questionare sa limba, può non da ermenticare, iscurtare, suonare e cantare sa musica de tutto sul mondo, ma che ermenticare sa nostra. Se esempio nos idazzaus a Terusero sa cantadora Claudia Aru, che ha cantato sos stile musicale de tutto sul mondo, fu dando sempre in sardo. O es esempio nos iduiada Stefania Carta, che paris con sa sorre ha fatto un libro sopra Urnottu, il Signore degli Anelli, del scrittore Tolkien. Grazie a tutti. Buonasera. Gracias a Bartolomé da gracias a Proloco de Aldaule, gracias a voi che si tieni da il tasero pro mi cultare. Deoso Stefania, il Tevana, carta, coautora del alfabeto de Sozobit, su primo libro in sardo a sopra dell'opera de J.R.R. Tolkien, che è autore del suo Hobbit e del Signore de sus Anellos. Zatera autora è tesore mia, Ilaria, che stasera non può da ennere, ma già bisogno a può dare prodotto due. Grazie ancora. Dunque, sul libro si intitola L'alfabeto del Sozobit, come viene è il suo primo libro in sardo, in lingua sarda, a sopra dell'opera di questo autore, uno dei autori più nonidos e più fantomatosi in tutto il mondo. A presente vediamo pure come si tratta del suo primo libro in sardo più compartito e più conosciuto in suo mondo, che è stato arrivato fino in America, girando in Bolivia, in Perù e in Cile, con me da presentata e ovviamente pure in Spagna. Dunque si può narrare che è un libro in sardo che grazie a Tolkien ha fatto il giro di tutta questa società che studia l'opera di Tolkien, che Tolkien è un autore meda studiato in suo mondo e come vediamo chi è via sempre mai qualcuno l'ha inteso numenare e fantomare questo nome è associato a cinema de sus Signore sus Anellos, de su Hobbit, che sono andando oramai già da 20 anni, parederi che sono essi in su cinema, non lamentiamo se fiel su due mezza. So de su Hobbit invece sono un poco più noso, che sono essi tra su due mezza doglie e su due mezza bindighe, ma già uno canto anno già lo tenere, no? Però sono in meda connoto, sono in meda fantomato, e meda di noi siano connoto a Tolkien, o l'hanno inteso fantomato, soprattutto per questo cinema che hanno fatto un successo estremato, un successo umano e proite questo successo si deve non solo sul fatto che sono i cinema bene fatto, che si difendono bene pure se una persona non ha da leggere sul libero, però nessuno tirato, nessuno yogato, nessuno ispirato a materiale che già è di valore. Siamo su vedere infatti del libero che sono i classici non solo della letteratura inglese ma della letteratura mondiale del suo mondo che
Tolkien come estendendo già da più di 50 anni, este sul libro inglese più tradotto in su mondo, tradotto pensa in me da lingua di minoria, su Hobbit è stato tradotto pure in me da lingua di minoria che è asturiano, su gallego che fa da solo in Spagna, poi in teologo non lo fa, da pure asturiano è una lingua che sta in difficoltà, eppure ottenere una traduzione del suo Hobbit, del suo Signore e del suo Anello. Dunque Tolkien è un autore di importo, però canto per tocca da proprio sa lingua di minoria, questo che il suo fia un linguista, vediamo di fatti sì chi è viada, e chi è viana questo Hobbit che deve poi preado per dare il titolo a suo libro mio, che di fatti sì il titolo è stesso alfabeto del suo Hobbit, proite questo Hobbit come lo vediamo, chi è via Tolkien a nome ne fa John Ronald Reuel, Tolkien di fatti è nascito sul 1892 in città di Bloemfontein, in stato libero del Orange in Africa dai babbos inglesi, a città di battoranno su babbo moridi, e dunque con sua mamma e con suo frate minore tocca da torna a Inghilterra, non tenia da sua famiglia, e dai dando i suoi vividi studia in sa contea de su Worcestershire, in Sabita de Shire, in provincia di Birmingham. A sa morte di sa mamma, dunque il suo orfano, è pesato da uno breidero, Babai Morgan, che via meso gallese e meso spagnolo. E dunque Tolkien già da minore comincia a conoscere la lingua, pure a s'accorciare a spagnolo, una lingua romanza che è la nostra, sardo. E dunque studia da tenere questo dono per la lingua, per la storia, finché si va a essere professore di lingua e letteratura anglosassona in Università di Oxford. Bene di essere un filologo, un linguista proprio incentrato in sa linguistica e in sa filologia del Sidade Mesu, studiando meda Beowulf, le opere di Chaucer, le Canterbury Tales e altre opere che Sir Gawain su Cavalieri Virda, The Green Knight in inglese, Sir Gawain The Green Knight, e su poema Pearl, sempre del suo stesso autore di Sconnotto del Sidade Mesu. E questo è il studio che ha fatto a sopra di queste opere medievali sono impreate ancora di LDO e dai cantufi del valore buono. E dunque su questa passione, questi scrive della lingua, ne maneggiaia da treghi e pure qualche altro dialetto, per un totale narana so studioso de 20 entre de lingua via, morta, di minoria, dialetto, soprattutto di area germanica, però fai dai fissa su francese, su spagnolo, un vago di italiano, che da in sa società dei studi di Dante di Oxford, impare con l'autore della cronica di Narnia, Lewis, che è l'amico Zoe. E dunque su però fia pure un artista, un scrittore, un poeta e un glottoteta, e che renare questa veraula, che renare un inventore di limbasa, che renare chi si inventaia da limbasa, e poi per questa limbasa che si inventaia vi queria da creare un mondo, e il mondo che ha creato è il mondo della terra mesania, che è un mondo che è un spiedo del suo mondo reale, noi viviamo in una colonna, tutte le acontecite, del suo Signore e suo Anello e il suo Hobbit, e il suo via da puro animato da una fede cattolica meta forte, cosa che lo poneva da puro in una certa minoria che in Inghilterra fiana anglicano, commenti schimoso, e si scrive deviuso in un periodo storico meda particolare, che è questo periodo tra le due guerre. Difatti si ha partecipato alla guerra manna, dei suoi battagli di G8, per noi dei suoi bindi di G8, che è luogotenente in Lancashire Fusilier, partecipando alla battaglia di Somme in Francia, un'esperienza che l'ha da marcare tutta la vita e che si agatta in sa opera che ha descritto. Difatti su Signore e su Anello è un'opera che fa da una guerra, è un'opera bellica, andiamo a narrare in italiano.
e isso scrive in un periodo che è un periodo storico pure dal suo punto di vista letterario del contrasto sociale che si passa dal suo positivismo, dal suo ottimismo, dal suo miglioramento, dalla prima industrializzazione. Si passa da poi a un periodo della desolazione, del devasto, della guerra, un periodo caratterizzato dalla morte. E dunque la letteratura è cambiata, si è fatta meda nichilista, meda esistenzialista. In sinteri che Tolkien le ha un altro cammino per l'opera sua, non è un'opera esistenzialista è un'opera che anzi sua fede sua cattolica si deve meda in sas intragnas del suo valore, della filosofia, della morale che tiene quest'opera, che il suo resiste a fare di una maniera diversa, assomine del suo evento, un uomo post-cristiano, un uomo post-moderno, un berghedo in un mondo materialista, consumista, caratterizzato dai sognatori delle stragi del suo evento, e solo vede torrende a suo genere mama della letteratura europea, non inglese, europea, che è epica, crede un'epica del suo tutto Noah, un'epica che si tiene un usco medievale marcato pure in sas intragnas cattolica, che posto che essendo un'opera medievale schimoso che si dà di mesu sul cattolicesimo, la religione cristiana fia su chi movia da sus scrittori, sus artisti. E dunque ha proposto l'opera tiene questo nusco puro meda cattolico che su torna da proprio la letteratura medievale che schimoso che fia ispirata proprio dal suo cattolicesimo. E lo fa che è però in prosa, creando dunque un genere di tutto nuovo, che è un'epica di cavalleria cristiana e di fantasia, che ha creato poi tutto un genere. E dunque la protagonista di questa opera sono i Hobbit, gente umile, gente di campagna. Che infatti uno dei temi del Susanore Susanedos è sul nobilitamento del susumiles, poi altro tema sono zamparo della patria, della bellezza, della natura, l'idea dell'immortalità, del bisogno di immortalità che teniamo, meledos o meda sopra della morte, in contrasto posto appare questo tema a contrappare questo tema contro l'impreo della tecnologia pro la guerra e pro il controllo del suo popolo, che sul primo tema narramo è la libertà individuale, la libertà del suo popolo. Tutto questo tema fa che nelle opere di Tolkien classico non solo della letteratura inglese ma universale, che sono i temi che fanno a tutto e che da che inventano sono studiati, sono quantificati, che queste opere a livello mondiale sono studiate ogni mese è un libro di analisi nuovo in cada lingua sopra queste opere di Tolkien, dunque mi da quantificato, mi da studiato in tutto il mondo, e dunque questo è l'universalità di Tolkien, che ne fa un autore di classico, sono i due libri che fa che ne sa prova su tempo e del suo luogo, che ne fa dare a milioni e milioni di persone in tutto il mondo, di cada etnia, di cada età, di cada cultura. E dunque sul libero mio torna da questa opera e torna da sus Hobbit, che sus Hobbit come ti apponato sono gente semplice, gente di campagna, sono ispirato su di fatti a esa gente che Tolkien ha conosciuto in sa campagna della zona di Birmingham, come ti viene, gente meta semplice, e io sono imparata da questo personaggio che sono gente che possiamo addobbiare in cada vita, gente semplice. Lo si impreda però accompagnare sulle ghidore in un mondo epico delle leggende, delle preistorie, delle eroe e delle rese, delle guerre. Ed io lo si impreo però accompagnare sulle ghidore a si scoperta della lingua sarda. Dunque si ha proposto l'alfabeto del suo Hobbit, l'alfabeto che quando si comincia a studiare una lingua mi pare giusto a cominciare da su comincio, dunque dall'alfabeto. L'alfabeto di suo Hobbit. Sul libro
sul libro nasce in suo contesto del Sarda Tolkien Sardegna, una società per lo studio e la divulgazione delle opere di Tolkien dell'isola nostra, che ha fondato Deo, impare con Remia e altri pagos amigos in su 2008. Questa società con questa società già dal comincio, quando abbiamo cominciato con i suoi primi eventi, i suoi primi addobbi, abbiamo pensato di ponere in mezzo su sardo, ma per noi è importante, per noi questa è la lingua nostra, dunque pare giusto che noi quando arresoniamo lo facciamo pure in sardo, che non è una cosa strana, questa è la lingua nostra. Che a me si lo preguntano, no? Possiamo leggere Tolkien in italiano e fare in sardo? Eia. Possiamo subire su cinema il documentario in sardo, certo, è la cosa più naturale del suo mondo. Anzi, brulla, il nostro commento sono beni più naturale, no? In sardo. Dunque, però, e dunque abbiamo deciso di imparare su sardo pure in sarrezza, su Facebook, Instagram, YouTube, e in su sito nostro, che di fatto esiste in 3 lingue, esiste in italiano, in sardo e catalano. Però, noi siamo abbizzati a un certo punto di essere mia che su più del suo fedele nostro, su sardo, non solo de lo fedare, non lo comprendiano. E tanto non anda bene questa cosa, come in testa, ma tu è tutta vita che sei nasci, tu paschi in Sardegna e su sardo non lo comprende, se nemmeno cosa che devono in sardo su pane, si narda su pane, è troppo difficile, non si capisce. Già voluto Deo su sardo e tanto abbiamo pensato di creare l'alfabeto del suo subito, però a cominciare a sa lingua sarda tutto questo so chi sono amantioso su di Tolkien per cominciare. Tolkien è un linguista, dunque non so essendo fuori a tema fai vedere Tolkien in sardo cazzette me da narada ma si veste in italiano e non ne facciamo su di su sardo. Appunto proposto, teniamo bisogno, non fare bisogno, un testo di riferimento, una bestia, ed io so di questa persona che se non bestia tanto l'ho fatto Deo. Brava. Dunque, per noi si fia pesosa questa cosa che non vi via da proprio in lingua nostra un testo di riferimento di Tolkien in sardo, e dunque abbiamo pensato di lo fare noi. Non è una traduzione, però una traduzione vi l'abbiamo posta, difatti si veste questa traduzione della poesia del Saneddu ed è una terra rima, eravamo sempre dei Susenore del Saneddu, vi l'abbiamo posta e dunque è pago però dai su pago si comincia da si paga e dunque questa è la prima pure traduzione ufficiale di un'opera di Tolkien in lingua sarda che teniamo con questo libro e dunque però ammonnato che serve a corsiare tutto il amantioso di Tolkien a lingua sarda, però pure a tutta questa gente che ischi di su sardo, fai da su sardo però non conosce da Tolkien e dunque con questo libro si interessano pure a conoscere questo autore che è un autore che fa da lo conoscere, che è un autore classico, non può essere che a dia di oggi in 2023 è gente che ancora tiene pregiudizi o che sa commente o che Tolkien non l'ha da leggere. Tolkien si deve leggere come si legge da Dickens su Mattesi, su proprio. Dunque, sul libro è strutturato che è un glossario, dunque è meda colorato e anda bene meda pure preso pizzinetto, so che si fa che una cosa ona pure pro isso, no? Che si impara da Susardo con questo libro ed è più uso si impara a Tolkien, che è un autore che, come abbiamo detto, è un autore che va da conoscere, dunque canto prima, canto mezzo. E dunque sul libro è strutturato che è un glossario che narra che a
cada lettera dell'alfabeto veste associato un disegno e un testo in lingua sarda, scritto con lettera mannasa, che non va difficoltà di leggere, con parole semplici e con sa traduzione in italiano de fronte. Gai si può fare un confronto e si proprio perché qualche parola che non si comprende si deve la traduzione, però a pochi il caso devi intendere imparare con sorella mia sempre. Questo progetto che ho studiato mediazione linguistica culturale, dunque dell'Imbasa, un pago già da po' mandicato, ecco. Non pago un damanizzo. E dunque deo isco e si scomprovato no va di studioso che narrano che quando noi impariamo una lingua l'impariamo mezzo su leggende cose che ci aggradano, che ci interessano oppure che conosciamo già. Dunque pro gusto sul libero devia essere a sopra di Tolkien. Gai, tutto questa gente chiama da questo autore e si chiede da consigliere su sardo lo può fare con un tema che conosce e che l'aggrada dai dunque grazie a pure alle immagini solamente da devi uso saperà la nosa su concetto noso dunque proitte so disegno su un fatto so seguendo un'estetica particolare un'estetica che torna da appunto all'immaginario o all'estetica de so cinema caso cinema come te viene sono andando oramai dai 20 anni e dunque una persona quando pensa a un Gandalf a un Frodo no, che sono i personaggi de quest'opera protagonista di quest'opera si immagina già diretto la cara dei suoi attori de serie McKellen, Elijah Wood dunque al DLO è facile a riconoscere e quando si impara una lingua la prima cosa è riconoscere poi prosamente sapere su concetto nuovo dunque pro gusto questa immagine sottorrata all'estetica del suo cinema però prosa per aula che sono leata dai attero libero di Tolkien commentare su Silmarillion cinema non bindata tendo sottorrata un pago all'estetica sarda su paesaggio sardo lo sapo modificato ovviamente per lo rendere un pago più di fantasia però penso che uno già attento possa riconoscere la Sardegna. Dunque, come te viene, Tolkien è un linguista, fiato un linguista abbastanza inudito, umanizza della lingua, si le inventa pure la lingua, non è stata una cosa strana, non è stata una cosa strana fare un libro in sardo, magari non possiamo gozare dell'opera di Tolkien in italiano o in inglese o in qualche altra lingua, dunque non è una cosa fuori dell'ordinario su chi abbiamo fatto pure che Tolkien si interessa dell'invasa di minoria difatti in su 1950 Tolkien ha partecipato a un seminario in onore di un linguista gallese che si narraia da O'Donnell ha partecipato a questa O'Donnell Lectures in Università di Oxford scrivendo una relata a sopra della relazione fra su gallese la lingua su Galles e la lingua inglese su gallese è venuto a essere una lingua di minoria come questa mostra inglese e gallese sagata da in suo libro Il Medioevo il Fantastico editato in curo da un editore Bonpiani si può leggere esso tratta da fine che va la lingua di minoria quando si impone un'altra lingua più forte che esso narraia da chi so populoso soprattutto si identificano con la lingua che va edana quando questa lingua viene da mancare
su popolo cominciate a si smenticare chi è, si storia sua, su antepassato suo, e cambia si porta da in un altro popolo diverso. E difatti sì, in apertura del libro nostro abbiamo posto una zitta che viene di proprio da questa mostra inglese e gallese, e questa in realtà è una zitta che Tolkien fa ed è un linguista islandese e che narra goi. La lingua sono il primo segno distintivo del suo popolo. Difatti per un popolo esiste fino a quando non fa da una lingua sua. Se la lingua si scomparene pure il suo popolo, o sanno mudare in popolo diverso, ma questo non succede mai se non che risultato di oppressione e pattimento. Dunque basta da cambiare gallese con sardo e inglese con italiano e teniamo la situazione di sardo al dia di oggi. Devo essere mia, non possiamo permettere che la lingua nostra si canta gai o che muore gai. Dobbiamo fare qualche cosa e per questo abbiamo fatto questo libro. Ma non solo. La lingua si deve imparare, la lingua nostra siamo noi, per la tenere via non serve da narrare chi usardo è in porto, bisogna da imparare in ogni cosa della vita nostra, in ogni aspetto della vita nostra. Ma me da pregiudizio sopra del sardo, come chi sardo è una lingua grezza, che Susardo serve solo per fare le cose di campagna, che teniamo solo un vocabolario che fa di prosa massaria, oppure che Susardo serve solo per fare le cosiddette di folklore. Ma Dio non disco. Se questo pregiudizio ancora di al Deo non fate sgonza a non narrare. Che al zonarere, Susardo è nascido proprio come una lingua giudiziaria, come te paga da tenere solo vocabolario di cosa di campagna. Devi usare la letteratura sarda, che è cominciata in sedate di mese, non è mai molta, e sul popolo sardo, pure in tempo difficile, meda che sul tempo del fascismo, ha seguito in sa poesia. La poesia è la forma più alta di arte che si può adattare. Su sardo è il popolo più poeta del Mediterraneo. D'ogni dia una inusin devesata e pubblica un libro di poesia. E dunque per fare dare di poesia bisogna una certa arte, bisogna una certa maestria, bisogna un certo ischire di sapere aula, di sa metrica, no? È che nasca gai. Però su sardo li nasca gai. E dunque, come ti va che deve essere una lingua grezza ed ignorante, una lingua che si espressa in poesia, non viene bene a lunare. E dunque, su sardo è una lingua, è la lingua nostra, e è una lingua per fare di ogni cosa, dalla cosa più terra alla cosa più alta di filosofia. E dunque, quando qualcuno non ha da chi vocabolario per fare il sardo di questa cosa, di letteratura no best, e sti su chi non li ischidi. E dunque queria mostrare, impare con sorella mia, che con Susardo possiamo fare della letteratura inglese, e pure del cinema, delle cose di fantasia, di tutto ciò che per tocca da chi gira in tondo sul mondo di Tolkien, che a federe di Tolkien non quiere andare solo a federe di libero, quiere andare a federe di cinema, di musica metal, di musica classica, di gioco di mesa, un montone di cose, pure di vestimenta, che va gente, no? Chi la grada a essere vestita come si essere nei personaggi di fantasia, Dodorino, Alvo, in cavalieri, e cosa gai. Non sa pure federe di vestimenta, e sta a federe di linguistica, sta a federe di un montone di cose, sta a federe di religione, a federe di Tolkien, che non solo analizzare un'opera letteraria, ma che pure a federe di tutta questa cosa pop, di cultura popolare, che le sagrada alla sua giovane, che le sagrada alla gente. E dunque su sardo non gli manca nulla, e chi narra che su sardo gli manca qualche cosa è stesso che si deve cuore o andare a studiare diretto, e sgonza. E poi gente,
ha finito. Si va qualche pregunta, sono libero su Sonico, se lo chiedete a guidare. Posso chiederti di fare un esempio di uno dei lemmi che hai presentato nel tuo glossario? Sì, certo. No, capisco bene, soltanto che non riesco a parlare, mi dispiace. Parla bene si riesce a capire, anche chi non conosce il sardo lo capisce, perché parla bene. Il sardo del suo prego, sì. Il sardo di Osso delle varianti. No, perché zoologo? No. Un esempio. Bene, in salittera D. No. No. Si sente? No, mi ruende. Grazie, no, scusate. Si intende? No, mi che ruende. Ma adesso non ha fatto danno, non sono contenta. Ops. Bene, in salittera D, come vedete questo disegno, che sono un dudurino, che è un nano. Si immagina come ti ha ponato l'estetica del cinema, infatti si è su Dudurino Gimli. Poi c'è questa parola Dudurino. Bene, in sardo esiste questa parola naneddu o nano. Se si mizza a me da italiano, dunque fia pure su severo più logico. Però, poi ti ha poseverato Dudurino. Cominciando da Niarva è Biancaneve. Biancaneve sono sette naneddoso, però sono nano dei Tolkien, non sono come sono naneddoso di Niarva. Sono una zenia che torna dalla mitologia germanica. Dunque, naramo su chi non queria che si fare confusione o si cambiare con so di Niarva, con so della Disney. Dunque, la leggenda sul dizionario ha pagato questa parola Dudurino. Sono nano del Tolkien, questa è una genia di questo nano, so che sono il suo protagonista proprio del suo Hobbit, del suo libro del suo Hobbit, e che si narra la genia di Durin. Ma Durin fiata su babbo manno di questo Dudurino, so in sopra di Tolkien. Dunque ha fatto Durin. Pare fatto apposta. E tanto dopo si è verato questa parola che è leata dal suo folklore sardo. E dunque la poseverata proprio la tornare un vago all'impreare, in impreo. E dunque questo è un esempio di come ha po' ragionato e di questa parola che ha po' poseverato. Poi sul libro este meda colorato, bisogna pure attero disegno, so, come vi dà uno in particolare. Ecco. Questo è Valinor, che sul paesaggio, ecco, non si gatta da questo logo sul cinema, che è su Silmarillion, un altro libro di Tolkien, ha poi disegnato in oghe la baia dell'Alghe, di Saligara. Ha poi cambiato un po' l'architettura, l'ha poi fatta un po' più in stile classico greco, dorico.
E poi noi abbiamo scritto Valinor e l'ha poi scritto in ogni con l'alfabeto che sta diventando Tolkien prosa limba del suo salvo sulle elfi che si nella nasa tenguar. Questa è una cosa, una curiosità che per avere questa scritta mi hanno giocato un pisedo messicano e un pisedo peruviano ed un caso per questo sul libro tenere un legame particolare pure con l'America è proprio internazionale. Qualche altra pregunta, no? È un usardo de ossi o un usardo de mesania? Per quel che io riesco a capire. Tanto, no, sul libro è scritto in un usardo che non è solo sul logodoreso, ma è un usardo che possono comprendere da su che vuoi sopra, su che vuoi giusto, che come ti sia devo comprare parole che non sono proprio di vita mia, che possono comprendere un po' in tutto ma poi posso pure usare la lettera stessa che in logodoreso non si gatta, che è stata X, la stessa. Poi i sottotesti sono molto semplici e dunque tutto lo potete comprendere finché devo tornare per l'esperienza mia che lo comprende pure gente che non è italiana o che non è sarda, che alla fine questo libro ho viaggiato un po' in questo mondo la gente si è stata a metà interessata alla lingua sarda e leggendolo non ha tenuto che mi dà problema, no? Poi che zonare se proprio qualche cosa non si comprende deve stessa traduzione in italiano di fronte ed un caso che aggiunge, ecco. Però non posso avere un usato solo di vita mia che devono essere provinciali.